Il nome c'è come il simbolo, l'articolo 1 della Costituzione, pronta a partire anche la campagna acquisti. Nuove adesioni anche in Veneto per i democratici progressisti di Speranza, Scotto Rossi e Bersani, il movimento nato dalla costola sinistra del Partito Democratico. Ai sì della primora il bersaniano eurodeputato Flavio Zanonato e il veneziano Davide Zoggia. Da oggi in modo ufficiale si aggiunge anche il consigliere regionale Piero Ruzzante. Ancora fluttuanti altri indecisi, tra cui alla finestra il veneziano Michele Mognato. Matteo Renzi e il PD dormono sonni relativamente tranquilli in regione. In molti dovrebbero restare fedeli al partito, qualcuno per dare battaglia a Renzi dall'interno. Tra i fedeli il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Sembra che il lavoro fatto in questi anni ha dato dei risultati anche per l'economia italiana, certo non ancora del tutto soddisfacenti, ma abbiamo invertito una tendenza. Stop a fughe in avanti, necessario che il Veneto arrivi al congresso per l'elezione del nuovo segretario regionale il più coeso possibile. Complessivamente il PD deve provare a restare unito e quindi non comprendo queste uscite. La storia di un partito va oltre le singole situazioni. Quando si aderisce ad un partito come a un'organizzazione sociale lo si fa per gli ideali di fondo. Tra i candidati alla segreteria Alessandro Bisato e Giovanni Tonella, Baretta punta sul primo e a tutto il Partito Democratico rivolge un invito già sottoscritto dall'ex segretario Roger De Menec. È inutile fare due congressi separati e chiamare la gente 2 giorni diversi, quindi io mi auguro che decideremo di sovrapporre e fare lo stesso giorno sia le primarie per il nazionale sia quelle per il Veneto.